Nuovi contagi nel CAS di Rende, un caso anche a Rose, mentre a Mongrassano si attende di conoscere l'esito dei tamponi fatti ai dipendenti comunali. Sono 30 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria sul crollo del tetto dell'Auditorium Calipari avvenuto lo scorso 31 luglio. Saremo pronti a riaprire le scuole in Calabria il 24 settembre, lo ha detto l'assessore all'istruzione Savaglio, apertura uguale per tutti. Protesta davanti alla clinica Madonnina delle pazienti ammalate di tumore, contestano la riorganizzazione della rete oncologica decisa dal commissario Cotticelli. Un casolare in cemento di proprietà di Calabria Verde, ente in-house della regione Calabria, distrutto dalle fiamme a Sersale, indagano i carabinieri. 50 manifestazioni e 13 location coinvolte per la manifestazione Ama Musica Calabria, il cui cartellone è stato presentato oggi alla Mezzia Terme. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo dei contagi che continuano a crescere nella nostra regione, altri 3 casi positivi all'interno del CAS di Rende, intanto a Mongrassano dove il sindaco ha chiuso il comune a seguito proprio del contagio di una dipendente comunale, si attende ancora l'esito di alcuni tamponi. Ci sono altri 3 casi positivi tra gli ospiti del CAS di Rende. Nella struttura per migranti della città del Campagnano salgono così a 19 i contagi accertati. Intanto è risultato positivo al tampone anche il comandante dei Vigili Urbani di Rose, centro che si affaccia sulla Valle del Crati. In queste ore la task force dell'ASP di Cosenza ha avviato l'indagine epidemiologica ricostruendo la rete dei contatti. A Montaltofugo salgono a 7 i casi positivi, mentre a Mongrassano sono ore di attesa dopo che una dipendente comunale è risultata positiva al Covid. Il comune è stato chiuso per la sanificazione dei locali, ma si attende ancora l'esito dei tamponi effettuati sugli amministratori e sui dipendenti venuti a contatto con la collaboratrice risultata positiva. Ancora siamo in attesa di notizie, non le nascondo l'ansia che ci sta un po' prendendo rispetto un po' a quello che è l'accertamento diagnostico che abbiamo fatto. Il comune è dunque ancora chiuso, ma incombono le elezioni. Abbiamo fatto le ordinanze di chiusura in attesa degli esiti dei tamponi, anche perché tutti i dipendenti, visto il ruolo che svolgeva e che svolge il dipendente che poi è risultato infetto, hanno avuto a vario titolo contatti con questo soggetto. Quindi capisce bene che non mi sono sentito di assumere quella responsabilità di fare un po' una chiusura mantenere a casa soltanto alcuni soggetti, quindi visto e considerati i rapporti che ci sono stati in questi ultimi giorni soprattutto, ho preferito chiudere. Quindi questo mi si sta, tornando indietro come un effetto boomerang, perché il comune è chiuso e incombono appunto le elezioni. Io ho avuto contatti con la prefettura mi sta stando vicina, insomma, nel tentativo di velocizzare un po' il tutto, però più andiamo avanti con minuti più insomma l'ansia si amplifica, perché qualora i risultati dovessero arrivare nella giornata di domani e dopodomani è un vero e grosso problema, forse uno dei pochi casi a livello nazionale, perché capisce bene che in questa fase va istituito l'ufficio elettorale, vanno proprio materialmente costituiti gli uffici elettorali con il mobilio, con tutta le varie cabine elettorali, tutto ciò che ruota intorno ad un'elezione, sanificazione compresa, e quindi più si va in là e più la preoccupazione aumenta. E a proposito dei contagi, dicevamo una nuova impennata di positivi in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono 19 in più i casi riscontrati che portano il totale proprio dall'inizio della pandemia a 1741. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 176.447 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.741, 19 in più rispetto a ieri, quelle negative 174.706. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 12 in reparto, 32 in isolamento domiciliare, 187 guariti
guariti e 33 deceduti. A Cosenza 10 in reparto, 2 in terapia intensiva, 97 in isolamento domiciliare, 465 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 6 in reparto, 94 in isolamento domiciliare, 304 guariti e 19 deceduti. A Crotone 20 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 8 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti. Altre regioni o stati esteri 205, nel totale compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione 8 e dei migranti 1 sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 13, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AU di Cosenza invece sono 13, di questi 3 sono non residenti, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Dei 14 di Cosenza, 8 sono migranti, 2 da focolaio noto, 1 da rientro e 3 in corso di inchiesta epidemiologica. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1642. E a proposito dei positivi proprio nei CAS, in quello particolarmente di Amantea, proseguono i tamponi. Una nostra troupe oggi ha intercettato proprio i componenti della task force dell'ASP di Cosenza per capire lo stato dell'arte. Sentiamo. Giornata di verifiche ad Amantea nelle 3 strutture dove sono ospitati i migranti. Le USCA dell'ASP hanno effettuato circa 150 tamponi al Ninfa Marina di Via Firenze e nei centri di Via Po e Via Gaenza. Lo scopo dello screening è quello di fotografare la situazione a distanza di 14 giorni dalla scoperta della maggior parte di casi emersi tra i migranti. Le strutture sono sorvegliate dalle forze dell'ordine e dalle forze armate, ma il clima, dopo le proteste e il tentativo di fuga, sembra essere sereno. All'interno della struttura principale è stata creata una zona rossa dove sono isolati i soggetti contagiati e una grigia dove sono ospitati quelli negativi nel tentativo di non estendere il contagio. Da stamattina ci sono più unità che fanno capo alle USCA, dirette dalla dottoressa Benavoli di Amantea, con la supervisione mia e del dottore Sisto Milito. Abbiamo agito in maniera approfondita anche attraverso un sopralluogo fatto da me e il dottore Milito e con il gestore, l'ingegnere Pati. Abbiamo visionato tutti i locali e le condizioni sono soddisfacenti. È chiaro che noi dobbiamo dare conto di tutta questa attività alla prefettura con la quale siamo in sinergia istituzionale costante e continua. E ringrazio anzi della vicinanza del prefetto, la dottoressa Guercio, Sua Eccellenza, che ci supporta in ogni modo. E devo dire che malgrado la complessità del problema e le risorse non sempre sufficienti, noi stiamo dando un contributo importante innanzitutto nel contenere isolare il focolaio, per cui dalla Ninfa Marina e dalle altre strutture dei CAS di Amantea non può uscire nessuno, atteso che c'è sia una sorveglianza attiva all'interno della struttura a cura del gestore, sia una vigilanza continua e costante da parte dell'esercito, che devo ringraziare veramente per la sua opera diligente che sta facendo. E quindi chiaramente è una giornata che spero che ci porti importanti novità positive, in quanto stiamo facendo i tamponi, la seconda serie, e ne faremo almeno 150 oggi. I contatti sono stati tamponati ieri, c'è una dipendente che è risultata positiva. Come al solito non andiamo a fare l'inchiesta epidemiologica per circoscrivere il focolaio. All'interno della struttura non c'è nessun paziente sintomatico. Noi abbiamo sollecitato come Dipartimento Prevenzione la misurazione dei parametri vitali
in più della temperatura e della saturimetria, almeno 4 volte al giorno, con la presenza di un medico e un infermiere, presenza diciamo che è stata, devo dire la verità, inserita quasi da subito. Quindi monitoriamo, oltre che come Dipartimento Prevenzione con i tamponi e con le USCA, anche con presenza costante di sanitari. Ovviamente a fronte di pazienti positivi sintomatici, questo è una popolazione particolare, ovviamente non stiamo parlando di una paziente presso il proprio domicilio. Dovremmo prendere come Dipartimento di Prevenzione delle decisioni diverse rispetto a un paziente che sta presso il proprio domicilio. Per fortuna ad oggi però nessuno di questi pazienti è sintomatico. Adesso la cronaca che ci porta a Vibo Valentia, dove si è costituito proprio in serata in questura a Vibo il presunto responsabile del duplice ferimento che è avvenuto proprio nel pomeriggio a colpi di pistola nel quartiere Feudotto della città. L'uomo si trova adesso negli uffici della squadra mobile, dove è sottoposto ad un interrogatorio proprio per chiarire il movente che lo avrebbe portato al ferimento della coppia. Sarebbero marito e moglie che hanno riportato ferite non gravi, solo l'uomo ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Vibo. Secondo quanto si è appreso successivamente, l'uomo avrebbe speronato con il proprio mezzo l'auto delle vittime, da qui poi la lite e la successiva sparatoria. Intanto sono 30 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria sul crollo del tetto dell'Auditorium Calipari avvenuto proprio lo scorso 31 luglio. Ci sono 30 indagati nell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria sul crollo del tetto dell'Auditorium Nicola Calipari del Consiglio regionale della Calabria, avvenuto il 31 luglio scorso. Oggi la squadra mobile Regina ha notificato gli avvisi di garanzia su richiesta del procuratore Bombardieri, dell'aggiunto Dominiani e del PM Sodani. Poi si procederà al conferimento dell'incarico al perito il prossimo 22 settembre, un atto dovuto per consentire la nomina di un consulente di parte ai 30 indagati. Si tratta di 2 ex segretari generali di Palazzo Campanella, alcuni dipendenti del Consiglio regionale e titolari delle imprese che dal momento della costruzione della Sala Calipari fino al crollo hanno avuto un ruolo nei vari lavori. Fra questi anche l'ex presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia, Michelino Robertolico. L'ipotesi è quella di un reato colposo. L'accusa per tutti è crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Fra le parti offese c'è il Consiglio regionale della Calabria. E l'apertura delle scuole, parliamo adesso di istruzione in Calabria, è prevista per il prossimo 24 settembre, lo ha detto l'assessore all'istruzione della Regione Calabria Sandra Savaglio, apertura uguale per tutti. Noi abbiamo proposto in Consiglio regionale il riavvio dell'anno scolastico per giorno 28, proprio perché c'è la necessità di sanificare i locali da parte degli operatori scolastici, e se si pensa che appunto le scuole sono chiuse per via delle elezioni dal 18 al 22 compreso, quindi avrebbero solo un giorno per sanificare i locali. Abbiamo fatto questa proposta, è passata in Consiglio regionale all'unanimità, ora la Giunta dovrà necessariamente prendere in considerazione ciò che ha stabilito il Consiglio regionale. Da sé che sarebbe un fatto gravissimo che non si tenga conto che l'Assemblea legislativa della Calabria ha comunque dato un input, sentito non solo gli operatori del settore ma anche le varie forze politiche che hanno raggiunto una sintesi. Fin qui le parole del consigliere Graziano Di Natale, ma in serata arriva puntuale il diniego dell'assessore all'istruzione della Regione Calabria Sandra Savaglio. L'apertura deve essere uguale per tutti e visto che gli spazi destinati ai seggi sono di gran lunga la minoranza, si delibera per la conferma del 24 settembre come data unica di avvio.
La doppia data per l'apertura delle scuole, il 28 settembre per le scuole coinvolte come seggi elettorali e il 24 per le altre scuole, proposta dal Consiglio regionale, non è percorribile, dice ancora la Savaglio. La chiusura differenziata causerebbe un'enorme e ingestibile situazione per via degli esami alla fine dell'anno e di plessi di uno stesso istituto con partenze diverse. Abbiamo ascoltato le voci di altre rappresentanze del territorio, anche i capigruppo di maggioranza e minoranza del Consiglio, i quali, dimostrando grande senso di responsabilità, hanno convenuto che per tutti la data del 24 è il giusto compromesso. Nel caso dovessero succedere singoli ritardi, ha proseguito ancora l'assessore, che si possono presentare, possibile sempre anche in situazioni di vita ordinaria, si faranno provvedimenti singoli e motivati. La Calabria sarà pronta per il giorno che in tanti stanno aspettando con grandissima voglia di ripartire. È inaccettabile, invece, sostengono i consiglieri regionali Graziano Di Natale, Flora Sculco e Marcello Anastasi, proprio per quanto riguarda questa delibera dell'assessore Savaglio, che possa accadere che non venga rispettata la volontà del Consiglio regionale, la cui immagine è evidentemente lesa. Ci sta assumendo una gravissima responsabilità e noi saremo vigili e pronti a denunciare se le cose non dovessero andare per il verso giusto. Ricordiamo ancora che il 20 e il 21 di settembre le elezioni amministrative e quelle referendarie. Le nostre scuole saranno dunque sede di seggio elettorale e non saranno certamente sufficienti poche ore per sanificare e riorganizzare le aule al fine di consentire proprio l'accesso sicuro agli studenti, agli operatori e anche agli stessi insegnanti. Allora, se questo si verificherebbe, un atto grave di irresponsabilità e di sordità, lesivo dei ruoli oltre che dell'immagine del Consiglio regionale calabrese. Adesso parliamo di una protesta a Cosenza di un gruppo di donne contro la decisione adottata dal commissario ad acta della sanità Saverio Cotticelli, che vieta le prestazioni chirurgiche per il trattamento del tumore alla mammella in tutte quelle strutture che non rientrano nella rete oncologica regionale. Queste donne stanno affrontando la battaglia contro il tumore al seno. A Cosenza hanno trovato importanti risposte nella clinica privata La Madonnina, affrontando un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e chirurgico. Ma adesso il decreto del commissario Cotticelli vieta le prestazioni chirurgiche per il trattamento del tumore alla mammella in tutte le strutture che non rientrano nella rete oncologica regionale e quindi negli ospedali privati convenzionati. Loro però non ci stanno, protestano per rivendicare il loro diritto di scegliere dove operarsi. Noi siamo qui per protestare civilmente e ripristinare quello che noi avevamo, perché noi abbiamo avuto tanto, abbiamo ancora bisogno e vogliamo anche che chi dopo di noi in Calabria avrà un problema tipo il nostro deve poter godere di questa grande risorsa, di questa grande eccellenza. Non è giusto che chi già provato dalla malattia debba per forza dover andare fuori regione, perché c'è in ballo anche l'aspetto psicologico di queste malattie che sono davvero devastanti. Storie di sofferenza e di dolore ma anche di speranza, e si rivolgono al commissario Cotticelli e alla governatrice Santelli per rivedere una decisione che penalizza tantissime donne. Ho iniziato questo percorso il 12 dicembre con una semplice mammografia e una semplice ecografia che ha diagnosticato il mio tumore al seno sinistro. Poi mi hanno indirizzato dal dottor Mollo nella stessa struttura, perché c'è sempre la cosa multidisciplinare, e poi lui stesso con una semplice ecografia ha scoperto che c'era anche un tumore alla mammella destra. Poi mi ha fatto la biopsia e da lì si è vinto che c'era davvero il tumore, e ho cominciato a fare la chemioterapia a Paola, perché loro sono convenzionati con Paola. Dopo 6 mesi di terapia, arrivato il momento che mi dovevo operare, mi ha detto che praticamente non mi poteva operare in quanto c'è questo decreto che vuole dare le unità senologiche a Cosenza, a Reggio e a Catanzaro, e le strutture che tra l'altro è convenzionata, non è una struttura privata,
e siamo rimaste fuori. Queste donne sono state eseguite negli anni dal dottor Francesco Mollo. Questa è la sala di diagnostica senologica con un mammografo di ultima generazione che permette di fare diagnosi precoci. Nella struttura ancora ecografia, attività interventistica diagnostica, la ricerca del linfonodo sentinella, un percorso che vede insieme l'oncologo, il chirurgo senologo, il chirurgo plastico, lo psicologo, ma adesso il percorso, dopo il decreto firmato dal commissario Cotticelli, si è interrotto. La situazione che si è venuta a creare, nonostante i miei sforzi per dire alle pazienti operatevi qui, che ci sono le breast unit, tutti quanti, non solo si sono viste respinte, perché giustamente erano, ma si sono viste anche in liste d'attesa molto infinite. Questi decreti eseguiti in tale modo possono solamente aiutare l'immigrazione sanitaria. E preoccupazione anche a Villa del Sole, dove i medici chiedono alla struttura commissariale di modificare il decreto che di fatto non garantisce il diritto alla salute per i malati fragili. La preoccupazione è palpabile nei corridoi delle strutture sanitarie, dove donne già provate dalla neoplasia si imbattono insieme ai medici con le storture della burocrazia. I camici bianchi denunciano le conseguenze gravi del decreto commissariale. Anche noi qui a Villa del Sole siamo bloccati dal 15 agosto sulla patologia oncologica della mammella, sui tumori della mammella. È stato in pratica un decreto eccessivamente scrupoloso nel tener conto delle linee guida nazionali, che non sono proprio in questi termini. Le linee guida nazionali creano un percorso di diagnostico terapeutico, obbligano alla paziente di essere seguita nei centri di eccellenza dove possono essere fatte alcune cose e non negli altri centri, però a mio parere questo decreto è estremamente rigido e mantiene e non tiene conto delle realtà esistenti. Cioè ci sono strutture come la nostra in cui la patologia oncologica viene affrontata insieme, in congiunzione con l'ospedale di Cosenza. Le pazienti da noi operate poi fanno il loro percorso di diagnostico terapeutico finale presso l'azienda ospedaliera di Cosenza. Ora, aver bloccato gli interventi chirurgici crea delle confusioni, disordini e nello stesso tempo viene privata la paziente della libera scelta del paziente, del chirurgo da farsi operare. La richiesta è univoca, bisogna rivedere il documento e garantire il diritto alla salute. Ci sono delle situazioni un po' anomale nel decreto, ecco perché chiediamo ai commissari di rivederlo, di fare un aggiornamento su questa rete oncologica inserendo le strutture necessarie. Io qui ho il mio presidente che mi sta sostenendo in questa battaglia con molta tranquillità e serenità, facendo dei movimenti abbastanza seri. Ora invece parliamo del rapporto mafia-politica nell'intervista rilasciata. Meno infatti osserva il magistrato, perché i mafiosi riescono più facilmente a corrompere la pubblica amministrazione. Ma non è solo mafia politica, ci sono i veleni, le insidie. Senaldi chiede a Gratteri se sappia di avere nemici anche all'interno della magistratura. La risposta è affermativa, un sì non accompagnato da alcuna meraviglia. Vengo dal basso, dice, ho fatto molti sacrifici per arrivare qui, credo nel mio lavoro e cerco di dare il meglio alla mia terra. Certo ho molti nemici, 'ndranghetisti. Adesso parliamo di politica, in particolare delle prossime amministrative a Castrovillari. Elezioni amministrative a Castrovillari. Oggi conosciamo i programmi degli ultimi 3 candidati a sindaco, in totale sono 5, che si contendono la poltrona di primo cittadino. Vittorina Bianchi con la lista Forza Sud. La mia idea di città è quella, intanto, una città molto solidale, pulita. Castrovillari ha bisogno di un'attenzione in più rispetto a tutti questi anni ormai divenute, diciamo, una città in uno stato di degrado assoluto. Giuseppe Campanella con le liste Movimento 5 Stelle e Sviluppo per Castrovillari e il territorio. La nostra idea di città è quella che, diciamo, che deve dare possibilità, quindi deve far sì che ci siano le condizioni affinché i nostri giovani restino nella nostra città e non vadano via, perché una città con i giovani è una città viva. Con noi possiamo realizzare quel cambiamento che è necessario per migliorare la nostra cittadina. Peppe Santagada con le liste Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari Città Viva e Alternativa per Castrovillari
Castrovillari impegno comune. Castrovillari deve essere nuovamente attrattiva per le altre municipalità, avere nuovi interlocutori è necessario e Castrovillari deve essere per forza uno degli interlocutori privilegiati, altrimenti diventa una città non più trainante. Adesso parliamo della notte di lavoro per i Vigili del Fuoco a Sersale, in provincia di Catanzaro, dove è divampato un incendio in un casolare di Calabria Verde. Ingenti i danni, sull'accaduto hanno avviato indagini i carabinieri. L'inferno di fuoco e fumo nella notte ha impegnato per ore i vigili del fuoco a Sersale nel Catanzarese. Le fiamme hanno distrutto un casolare in muratura adibito a deposito di attrezzature d'ufficio in uso agli operai di Calabria Verde, azienda in-house della regione Calabria situato in località Cipino. Ingenti i danni. Il rogo infatti ha avvolto anche 2 auto di proprietà di un operaio di Calabria Verde, una delle quali è stata completamente distrutta, mentre l'altra ha riportato danni su una fiancata. Per fortuna non ci sono feriti. Al momento sulle cause che hanno scatenato l'incendio sono in corso accertamenti. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina del Comando Provinciale di Catanzaro con il supporto dell'autobotte proveniente dalla sede centrale. L'aria irrespirabile e tanto lavoro per i pompieri che solo alle prime luci dell'alba hanno domato le fiamme. All'interno dell'edificio sono state ritrovate anche 2 bombole di GPL che sono state rimosse e messe in sicurezza. Su quanto accaduto hanno avviato indagini anche i carabinieri. Ed è stato presentato questa mattina alla Mezzia Terme il cartellone degli eventi di Ama Musica Calabria, 50 appuntamenti e 10 location coinvolte proprio nella città della Piana. Il sindaco dice: la Mezzia non si è mai fermata. 9 giorni di musica e teatro alla Mezzia Terme dall'11 al 20 ottobre, presentato questa mattina il programma della 43esima edizione di Musica Ama Calabria, manifestazione inserita nei grandi eventi della regione Calabria. Diverse le sezioni, coinvolti artisti di caratura internazionale. Personalità che non sono mai scese nel sud Italia, abbiamo avuto il privilegio di poterli invitare, penso al soprano Nino Maciaidze, penso a Misha Maschi, il più grande violoncellista del mondo, penso a Victoria Mullova, una storia del violino contemporaneo, penso al pianista Edwidge Kissin, che viene considerato uno dei più grandi pianisti attualmente viventi, un insieme di artisti che insieme ad altri italiani altrettanto importanti sulla scena internazionale, penso al duo Canino Ballista che presenterà la versione a 2 pianoforti della nona di Beethoven fatta da Liszt, o alla Camerata Strumentale di Prato con la quale abbiamo realizzato un'originale produzione dedicata a Fellini, un insieme di attività estremamente importanti. Per quanto riguarda la sezione teatro avremo Gabriele Lavia e Violante Placi. Manifestazioni in rigoroso rispetto delle norme anti-Covid. Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto delle normative legate all'epidemia Covid-19, tutti i locali saranno sanificati da ditte specializzate, quindi lo svolgimento delle attività sarà assolutamente regolato dalle norme e il pubblico potrà assistere in tutta sicurezza agli spettacoli. 50 in tutto le performance in programma, 13 le location coinvolte nella città della Piana. Il sindaco sottolinea: la Mezzia non si è mai fermata. Siamo stati i primi a fare le fiere, a cercare di avere comunque anche una stagione importante come vi è stata quest'estate, soprattutto all'Abbazia Benedettina. Oggi si parla di un progetto veramente di livello eccelso, parliamo di una manifestazione organizzata da Ama Calabria che ha avuto da subito il nostro supporto, che qualitativamente credo possa avere pochi riscontri a livello nazionale. E vi diamo anche una notizia: in chiusura ci sono altri 2 casi positivi a Soverato, 2 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid e sembra che questa positività venga fuori da un matrimonio al quale hanno partecipato circa 10 giorni fa, e quanto ha reso noto il sindaco Ernesto Alecci in un video proprio sui social network. La coppia, aggiunto il primo cittadino di Soverato, in quarantena, ha ricostruito attraverso anche i medici dell'azienda sanitaria provinciale
provinciale i contatti che ha avuto in questi 10 giorni. Già da domani mattina saranno effettuati i primi tamponi proprio su tutte le persone coinvolte. Aspettiamo, ha concluso il sindaco, i risultati, ma siamo fiduciosi anche perché questa coppia ha sempre utilizzato la mascherina e seguito le indicazioni, quindi nessun allarmismo, solo un po' di attenzione in più nell'attesa. Adesso vediamo la borsa. Chiusura contrastata per le borse del vecchio continente, mentre Wall Street prosegue positiva prima della conclusione del meeting del FOMC. Gli operatori si attendono la conferma dell'orientamento accomodante, con tassi prossimi allo zero anche nel 2023. In generale i mercati necessitano di nuovi spunti per riprendere il rally interrotto 2 settimane fa, in un contesto reso incerto dall'avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane, dal rischio di una Brexit senza accordo e dalla pandemia. Trump ha annunciato che un vaccino potrebbe essere pronto entro 3 o 4 settimane, mentre in Cina la distribuzione dovrebbe partire tra novembre e dicembre. In mattinata l'Ocse ha diffuso l'aggiornamento dell'Economic Outlook, stimando per il PIL globale una contrazione del 4,5% nel 2020. Per l'Italia è previsto un meno 10,5%, per l'Eurozona un calo del 7,9%. Sul fronte macro le vendite al dettaglio statunitensi hanno deluso l'attesa ad agosto, crescendo dello 0,6% rispetto all'1% del consensus. A Milano il FTSE MIB termina pressoché invariato, poco mossi anche il DAX di Francoforte più 0,3, il CAC 40 di Parigi a più 0,1, arretra il FTSE 100 di Londra a meno 0,4%, mentre chiude in rialzo l'Ibex 35 di Madrid a più 0,8. Oltreoceano avanzano il Dow Jones a più 0,8, l'S&P 500 a più 0,6 e il Nasdaq a più 0,2%. Sul Forex l'euro-dollaro ritraccia 1,184, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scivola a 104,9. Tra le materie prime accelerano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 3,5 a 42 dollari e il WTI a più 4% a 39,8 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si riduce a 145 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo allo 0,96%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap avanzano Saipem a più 4,3% e Tenaris a più 4,2%, in scia la buona intonazione del petrolio. Bene anche Moncler a più 3,2%, su cui Ubi ha avviato la copertura con raccomandazione buy e target price a 44,6 euro. Sottotoni invece Fineco meno 1,6% e Interpump meno 1,1%. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. L'area depressionaria che da giorni staziona sul Mediterraneo centrale provocherà probabilmente la formazione di un ciclone di tipo tropicale sullo Ionio, che pur distante dalla nostra regione apporterà comunque un peggioramento sulla Calabria nella giornata di giovedì, per poi proseguire la sua corsa sulla Grecia. Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge diffuse su quasi tutto il territorio regionale, più abbondanti sui versanti ionici del Cosentino e su Crotonese, nonché dal pomeriggio anche sul basso Reggino Tirrenico, dove potranno anche assumere carattere temporalesco. Temperature in diminuzione a causa della maggiore copertura nuvolosa. Passiamo a mari e venti. Domani il Mar Ionio sarà generalmente mosso, molto mossi bacini crotonesi, venti dei quadranti settentrionali moderati a tratti forti sui bacini crotonesi e al largo del basso Ionio. Il Tirreno invece sarà poco mosso sotto venti deboli di direzione variabile che in serata proverranno da nord-ovest. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.